Non sapevamo niente del depescaggio. Dopo il depescaggio noi giustamente il giorno 17 siamo cominciati a fare la preparazione qua. Abbiamo la squadra per una salvezza, cioè, io lo dico perché è la verità. E dopo vediamo l'anno successivo quello che succede, perché giustamente una squadra che va a giocare sempre fuori non è tanto corretto questo, ma purtroppo in questo minuto stiamo lottando per giocare a Casteldaccia e vediamo quello che succede. La prima volta che sono andato in eccellenza è stato 2005-2006, perché abbiamo vinto la Coppa Italia e abbiamo perso pure la finale dei playoff in campionato. Dopo abbiamo fatto tre volte l'eccellenza, 2005-2006, 2010-2011, 2017-2018. Nel 2017-2018 abbiamo vinto la Coppa Disciplina in assoluta dell'eccellenza, tutta la Sicilia, il città di Casteldaccia, che 12 settembre fa 42 anni di attività. Sempre io, la famiglia ben forte. A questi ragazzi ci credo perché io ho visto, abbiamo fatto una partita con il Sultana e abbiamo fatto un primo tempo abbastanza bene, pure con il Marineo. Secondo tempo noi abbiamo fatto giocare tutti i giovanissimi, però nella prima fase del primo tempo abbiamo messo tutta la squadra titolare e io sono contento di quello che hanno fatto i giocatori, compreso il mister, che abbiamo un mister abbastanza preparato bene e tutto qua, e compreso pure Callo Cosenza, che è un aiutante a mister. Io l'esperienza ce l'ho abbastanza bene e oggi come oggi preferisco un allenatore giovane e uno che viene del settore giovanile. Io questa cosa di qua l'ho fatto abbastanza tempo, abbastanza 25-30 anni fa l'ho fatto e sono andato bene. E ora ci ho riprovato così perché mi hanno parlato bene del mister Rimaudo e io l'ho preso. È una nuova avventura sia per me dopo 10 anni di settore giovanile a approdare il mondo dei grandi, sia appunto per un campionato come la promozione, importante come la promozione. Infatti ringrazio intanto il presidente Benforte per la fiducia che mi ha dato. Abbiamo una squadra, un mix tra giovani e grandi di esperienza, dove piano piano secondo me riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Noi abbiamo fatto una settimana di allenamento, si può dire, quindi i tempi sono stretti. Abbiamo fatto già due amichevoli sia con Resuttana che con Marineo, che sono andate sinceramente, per quanto mi riguarda, piuttosto bene. Quindi vedo dei ragazzi molto vogliosi, ragazzi grintosi, ragazzi che hanno fame, e questo è importante, avere questa, che nel calcio vince spesso chi corre di più. Quindi ho visto veramente dei ragazzi che hanno molta voglia di fare, che pronti all'ascolto, anche i grandi soprattutto. E sono positivo. È vero che il tempo ancora è poco, una settimana di allenamento è poco, però ce la metteremo tutta per avere la condizione il prima possibile. Conosciamo l'Aspra, è una squadra che si allena già da un mese, è una squadra costruita per vincere il campionato, hanno giocatori di alto livello. E a noi serve tanta fame, voglia di lottare, voglia di fare bene, di cercare di dire la nostra. Solo questo serve, perché poi alla fine a parlare è sempre il campo, quindi serve tanta voglia, tanta voglia e spirito di sacrificio. Non ho avuto molte differenze, anche perché comunque allenare una squadra di allievi che già comunque è l'ultimo anno, si approda, che l'anno dopo devono approdare in prima squadra, già sono abbastanza adulti, ed avere per fortuna una squadra composta da giovani e grandi, i grandi che soprattutto non guardano che tu sei un allenatore di settore giovanile o che tu sei un allenatore di Serie A, che guardano che c'è rispetto reciproco, pronto all'ascolto, forse perché ho avuto la fortuna appunto di conoscere appunto gente grande, che veramente fino ad ora abbiamo avuto un dialogo eccezionale. Speriamo che deve continuare così. Certo, a differenza c'è, attenzione, là stiamo parlando di settore giovanile, qua i grandi, c'è un dialogo diverso, però io sono sempre l'opinione che quando riesci ad essere anche un mister, un amico per i giocatori, riuscire ad avere un dialogo e riuscire a formare un gruppo di calciatori e allenatori che remano nella stessa direzione, allora
puoi fare bene in entrambi i settori. Prima o poi si devono incontrare tutte, quindi è un girone tosto, è un girone dove ci sono squadre come l'Aspra, come il Geraci, squadre veramente attrezzate bene. Però ripeto, noi affrontiamo tutti col coltello tra i denti, come si suol dire, senza avere paura di nessuno, senza avere timore di nessuno, si affrontano le partite e, e basta, affrontiamo con grinta e fame e voglia di fare bene. Questi sono gli ingredienti essenziali, poi non serve altro. Ho trovato un bel gruppo solido e compatto. Ci sono veramente dei ragazzi molto validi e ci potranno dare una mano perché il campionato è lungo. E penso che sì, buoni ragazzi talentuosi. Se io ogni anno tengo sempre a fare gruppo e a incitare tutti i ragazzi perché, come ho detto poco fa, dobbiamo vivere una stagione insieme, quindi cerco sempre di aiutarli e stimolarli ogni istante, diciamo. Affronteremo, ahimè, una delle squadre migliori del campionato, perché ho visto che ci sono anche calciatori che conosco e andiamo a affrontare una buona squadra e teniamo a fare bella figura, quindi scendiamo in campo per fare il risultato. Poi il campo dirà la sua e vedremo. Conosco un po' di squadre, un 4-5 squadre, sono buone attrezzate. Nel Messinese sì, sono ben organizzati. Saranno tutte battaglie, specialmente quando giocheremo da loro, e tentiamo sempre di affrontarli in migliore dei modi. Un gruppo per quelli che sono rimasti abbastanza consolidato e naturalmente per quelli che sono arrivati si deve lavorare per cercare di farli entrare in quei piccoli meccanismi che abbiamo già dall'anno scorso. Si sono integrati sì, bene, si sta formando secondo me, secondo la società, un buon gruppo. Come dici tu abbiamo cercato di prendere gente importante per la categoria, qualcuno si è presentato, diciamo, in forma, altri magari hanno bisogno di lavorare e quindi impiegheranno un po' più di tempo, però siamo qui per aspettarli e sicuro del contributo che potranno dare. Stiamo lavorando. Siamo ancora ad agosto, ma le annate calcistiche sono lunghe, soprattutto per i professionisti. Quest'anno con il Mondiale in Qatar, chi invece vive la propria realtà può tornare a divertirsi e far divertire senza pensieri. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, buona stagione a tutti dal Comunale di Marineo, provincia di Palermo, città di Casteldaccia Aspra, primo turno d'andata di Coppa Italia di promozione siciliana. Nella teoria 2 matricole, nella pratica parliamo di altro, perché la storica società della Torre del Duca di Salaparuta è appena ripescata dopo aver concluso un campionato di prima categoria fuori dalla zona playoff. Era il girone A, lì da dove sono salite anche Carenze, Accademia Trapani e Petrosino, quest'ultima grazie al trionfo in Coppa Sicilia. Dall'altra parte l'Aspra, che ha stravinto il girone B, poi ai playoff è salito il Gemini, la frazione marinara di Bagheria, che nel 2018 è ripartita dalla terza categoria. Oggi parliamo del terzo salto di categoria in 4 anni, un ritorno in promozione dopo ben 11 stagioni. È quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Città di Casteldaccia in maglia granata, risponde l'Aspra con la maglia giallo-verde. L'arbitro del match, il palermitano Fabio Caruso, assistito da Marcello Termini e Marco Mirabile. Tra pochissimo andiamo a elencare le due formazioni. C'è bel tempo qui a Marineo, prontissimi per far partire anche noi questa Coppa Italia di promozione siciliana. È la grande andata, oggi praticamente il primo atto di questa sfida.
si parte tutti comodi, inizia la nuova stagione, inizia Città di Casteldaccia Aspra. Città di Casteldaccia con il 4-3-3, Tinirello in porta, a destra Fernandez, a sinistra Rappa, i centrali sono Alfano e Di Benedetto, in mediana c'è Badan, il capitano confermato in maglia granata, assistito sulla destra da Chifari, a sinistra da Vultaggi, il tridente è composto da Daniele Licastri Carmelo Licastri, a destra Gelfo, a sinistra Catanzaro, a disposizione di Francesco Grimaudo, allenatore che sta vivendo i suoi primi attimi da allenatore di una prima squadra, perché fino ad ora ha lavorato soltanto con il settore giovanile di diverse società palermitane. Risponde l'Aspra con lo stesso modulo, il 4-3-3, Cascione in porta, a destra Paolo D'Amico, a sinistra Marguglio, i centrali sono Calabria e Procida, nuovo acquisto assieme a Cuccia. Interno di sinistra il play è Palazzo, sull'interno di destra c'è Santa Guida, il tridente composto da Albegiano, arrivato dal Gangi, tanto cross in mezzo, cerca di allontanare Vultaggio, questa minaccia dell'Aspra. A sinistra in attacco per l'Aspra c'è Vitrano, tornato dopo l'infortunio della scorsa stagione. A destra Giovanni D'Amico, ancora Vitrano a fronteggiare Fernandez che riesce a recuperare il pallone. Riparte allora così la Città di Casteldaccia. Gli scontri a centrocampo, cambia gioco così Chifari a cercare Rappa, pallone troppo lungo, si andrà con una rimessa laterale. Primi 2 minuti 0-0, tanta intensità con la gestione da parte di Salvatore Albegiano a terra e punizione conquistata per la squadra di Correnti, che oggi deve fare a meno di 2 pezzi grossi, ovvero Immesi e D'Angelo, entrambi squalificati. D'Angelo, altro acquisto, arrivato dal Misilmeri, ha preso un doppio giallo nel derby dell'Eleuterio dell'anno scorso in Coppa Italia di eccellenza. Questa è la prima giornata che sconta, ce ne sarà un'altra per quanto riguarda il match di ritorno, quindi il debutto per lui è per la prima di campionato in casa contro il Gorgogna Delia. Giovanni D'Amico in mezzo praticamente a 3 avversari, si cade a terra senza nessun fallo. A lanciare lungo questo pallone c'è Calabria assieme a Cuccia, arrivato dalla Castellana, squadra di prima categoria. Per lui sarà il primo anno in promozione, però lui ha tanta esperienza tra Serie D ed eccellenza, quindi non sarà sicuramente una situazione in cui avvertire paura. Ancora Cuccia, quasi in spaccata, Palazzo, palleggio al volo, allora Marguglio riceve Vitrano, Palazzo, c'è l'inserimento di Albegiano, era stato visto dal mediano dell'Aspra, l'ex Gangi, ma niente da fare. Gangi che tra l'altro ha rinunciato il giorno prima al campionato di promozione, infatti il Villarosa già ha vinto la gara d'andata, finita 0-3 a tavolino, di conseguenza il Gangi perderà ovviamente anche la gara di ritorno. Villarosa che si può considerare praticamente al prossimo turno di questa Coppa Italia di promozione. Sicuramente per la società della provincia di Enna tanti soldi risparmiati data la trasferta verso il Palermitano. Mentre questo pomeriggio si stanno giocando un sacco di partite, tra cui anche il derbissimo tra Gemini e Camarat e tante altre sfide interessanti. Ieri per esempio ci sono stati 4 anticipi nella parte orientale della Sicilia, ovvero il 2-1 esterno della Valdinisi in casa della Gescal. C'è stato anche il 3-2 del Motte in casa del Mister Bianco, Tris della Messana contro l'Atletico Messina, e c'è il pareggio anche da segnalare tra Priolo, Gargallo e Scicli.
Badami contro Alvegiano, si va a sinistra, il lancio profondo a cercare la corsa di Carmelo Licastri, la presa di Cascione, l'ex Gela che prende il pallone, confermato così come tanti altri ragazzi della Casaspra, squadra che anche quest'anno lotterà per vincere verso uno storico salto in eccellenza in quasi 45 anni di storia. Fallo, viene chiamato il cartellino giallo da parte della difesa della Città di Casteldaccia. Terra ci è andato Chifari, anche lui tra i nuovi arrivati in campo. Tra i nuovi innesti della società del presidente Benforte, Sandro Chifari, classe 88, arrivato dall'Alba Alcamo. Tentativo quasi di rovesciata da parte di Alfano, pallone sul fondo, lui che è tornato a Casteldaccia dopo tantissimo tempo, dopo 13 anni, dopo l'esperienza del 2009. Sebastiano Alfano, uno tra i più grandi, lui classe 84. Continua a far scorrere il pallone. Aspra che è partito forte, adesso la Città di Casteldaccia sta cercando di contrastare i propri avversari. Giù Carmelo Licastri, calcio di punizione. Prime grida in campo, dato l'agonismo. Calcio di punizione dunque anche per la squadra azzurro-granata. Alla battuta Mauro Badami, 2 in barriera per i gialloverdi. Chiede il pallone Carmelo Licastri, pallone di Badami sul secondo palo, c'è il tocco fuori di Paolo D'Amico, calcio d'angolo per il Città di Casteldaccia. Proprio Licastri stava andando a staccare di testa, ma tanta difficoltà nel farlo. Indicazioni di Grimaudo dalla panchina. Anche una borraccia di troppo in mezzo al campo. Parte la battuta da sinistra, colpo di testa schiacciato, c'è una mischia incredibile, conclusione da fuori alta da parte di Voltaggio. Il primo tiro della partita con il Città di Casteldaccia che prova a dare qualche segnale. In questa stagione saranno inoltre obbligatori una classe 2003 e una classe 2004 in campo. Ci sono i soliti 5 cambi. E per quanto riguarda la Coppa in sé, valgono i gol in trasferta, mentre Carmelo Licastri prova a recuperare un pallone abbastanza invitante. Dunque in caso di parità tra andata e ritorno, gol in trasferta, e questo è il fattore che viene considerato. In caso di ulteriore parità, calci di rigore, gare di ritorno che si giocheranno di mercoledì il 7 settembre, quindi prossima settimana, prossima domenica ci sarà la prima di campionato e 3 giorni dopo il ritorno di questo primo turno di Coppa. Passaggio anonimo di Vitrano, pallone sul fondo e dunque rimessa per il portiere 2001 della Città di Casteldaccia, Tinirello. Prova a allargarsi Fernandez, ma Tinirello vuole per forza il rinvio lungo. Sempre Carmelo Licastri, il pallone arriva a Cascione.
Calabria. Lancio lungo, non riesce a colpirla di testa rappa, c'è la spallata di Albegiano sul proprio avversario Giovanni D'Amico, destro, la deviazione del portiere e c'è il gol dell'Aspra all'11° minuto con Giovanni D'Amico, 1-0, il suo primo gol della stagione. La giocata del nuovo acquisto Salvatore Albegiano per Giovanni D'Amico, c'è stato il tocco di Tinirello, deviazione che però non ha potuto far nulla alla conclusione di Giovanni D'Amico, 11°, 1-0. L'anno scorso doveva partire dietro le gerarchie perché all'inizio della scorsa stagione all'Aspra c'era un certo Salvatore Scilupo, poi svincolato dalla società a dicembre, lui si è preso il posto. Per quanto riguarda il ruolo di alla destra si è creato un bel bottino, tanta velocità sulla fascia, lo ha anche dimostrato un po' in questa situazione. Esce Tinirello, la prende alla fine nel momento in cui il pallone varca la linea dell'area di rigore perché stava intervenendo il portiere della città di Casteldaccia troppo in anticipo. Lì Castri a terra, assieme a Calabria si prende il calcio di punizione l'attaccante della città di Casteldaccia, uno dei diversi uomini di esperienza. Pallone allargato, colpo di testa di Marguglio, scambia con Vitrano, ancora Marguglio per Alessandro Cuccia. La gestione di Procida, perché invece è arrivato dal Marineo. Pallone messo a terra da Santaguida, si allarga tutto da Vitrano, ancora Vitrano a spallate, a sportellate con Fernandez. E calcio di punizione. Ultimi minuti un po' spezzati nei fischi dell'arbitro. Situazione nuova per entrambe le squadre. A partire dalla promozione in su c'è la terna arbitrale, non soltanto l'arbitro singolo, dato che la città di Casteldaccia, come abbiamo detto, è stato ripescato dalla prima categoria, mentre l'Aspra ha vinto il proprio girone. Palazzo verso la porta esterna della rete. Tanti gol lo scorso anno così, proprio segnato nell'ultima gara in casa del Real Trabia, finì 8-1. Quello di Palazzo fu uno dei primi gol in quel pomeriggio abbastanza tranquillo contro una squadra che già era retrocessa in seconda categoria. Pallone dentro con Albegiano che ha ringraziato in anticipo il proprietario del pallone. Nuovo fischio dell'arbitro, altra punizione per il città di Casteldaccia. Forse si recrimina qualche cartellino, dato che gli interventi fischiati sono stati diversi. Ancora nulla. Lo scambio tra i centrali di difesa che però non è chiarissimo. Allora Vitrano, c'è un po' di spazio in mezzo a due, c'è il fischio dell'arbitro al limite dell'area di rigore, il fallo commesso da Alfano. Siamo proprio lì. Il tentativo di inserimento di Antonino Vitrano, l'anno scorso 20 gol in 20 partite, praticamente una partita, ma nella pratica parliamo di diverse triplette, doppiette. Sceso di categoria per l'Aspra, qui che proveniva da categorie superiori, ovvero l'eccellenza, giocava al CUS Palermo. Adesso la posizione
la mattonella per Palazzo è più invitante perché è verso lo specchio della porta maggiormente, però davanti a lui c'è una barriera a 4 sistemata poco fa da Tinirello. Parte Palazzo, la parata, ma no, il pallone entra. 2-0 anche in questo caso. Tinirello tocca, c'è il raddoppio dell'Aspra con Palazzo e i gialloverdi aumentano il proprio divario con l'avversario. L'ha toccata con le mani, ai Torino. 2-0 il gol di Palazzo, leader assoluto del centrocampo, anche capitano dei gialloverdi, e già iniziano a delineare un po' le sorti di questo match. Città di Castellaccia che, come dichiarato dallo stesso presidente Benforte, punterà a una salvezza nel prossimo campionato di promozione. L'Aspra invece punterà al salto di categoria, già lo sta dimostrando con questi primi 2 gol nel giro di poco più di un quarto d'ora. Punizione per Tinirello. Passaggio corto, pallone verso Gelfo, riceve Cuccia, stava andando in contrasto Licastri. Procida, scambio con Calabria, alla fine si va da Cascione. Ancora Calabria, difensore che l'anno scorso è stato anche capitano della formazione juniores under 19, cresciuto però nelle giovanili del Vilabate. Vitrano si fa vedere intanto Marguglio, Vitrano la mantiene in campo, non del tutto perché poi alla fine Gelfo si prende il pallone, sbaglia il passaggio a Licastri, ancora Vitrano che si è andato a riprendere il pallone. Santa Guida per Michele Calabria. Palazzo quasi a contrasto con Fernandez, alla fine il fallo è stato fischiato. Tinirello a sinistra da Di Benedetto, non c'è nessun fallo secondo la terna di Albeggiano. L'attaccante si è anche preso la rimessa laterale per i suoi. Calabria, Procida, lancio lungo sbagliato verso Vitrano, tant'è che si è scusato subito l'ex Marineo. Attenzione a Marguglio con la gamba tesa su Chifari, lancio lungo di Gelfo a cercare Catanzaro, tocco di Giovanni D'Amico, la va a riprendere voltaggio. Badami, apertura verso Salvatore Fernandez, il tocco di Marguglio, pallone ancora degli azzurro-granata, gira Gelfo, Chifari, Badami si va da destra verso sinistra, riceve Rappa, va a toccare Giovanni D'Amico, entrambi a terra, arbitro dà il calcio di punizione all'Aspra. Cuccia, Santa Guida, il giro palla in difesa dell'Aspra, ancora Cuccia con difficoltà nel momento in cui
va al pressing Licastri. Calabria, lancio lungo, l'appoggio di Giovanni D'Amico, l'alzata però di Badami. Passaggio corto, rimpallo vincente, riparte il Città di Castellaccia, tiro da fuori, la conclusione respinta con i piedi da Cascione, il primo tiro in porta della squadra tra virgolette di casa, perché il Città di Castellaccia non gioca al Fiorilli come anni fa, ma si fa prestare lo stadio comunale di Marineo. Al Fiorilli ci gioca attualmente il Casteldaccia, semplicemente così, appena salito in eccellenza, che proprio ieri ha avuto un assaggio di quella che sarà la propria stagione, la sconfitta contro la Parmonval nel primo turno di andata della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Marguglio viene schierato da Correnti anche a centrocampo, anche in attacco. Oggi deve essere per forza in difesa, dato il fatto che in Mesi non c'è. Rimessa laterale per il Città di Casteldaccia, se la alza regolarmente Chifari, si va dietro, appoggio in controtempo Gelfo. Allora Cuccia, altro tocco, una maglia avversaria, quella di Umberto Voltaggio, classe 2003, e si riparte allora da Marguglio. Cuccia, Procida, nuovamente da Calabria il suo lancio lungo verso Giovanni D'Amico, sponda profonda verso Alvegiano, più su Tinirello che sul suo compagno di squadra. Alfano dietro verso Tinirello, rilancio più alto che profondo, non rimbalza davanti Vitrano, c'è anche Gelfo, la squadra di Grimaudo, lungo linea verso Licastri, vicino alla linea del fallo laterale, ultimo tocco di Licastri, è rimessa laterale, sì, Licastri fa la faccia triste alla guardalinee. Licastri stava per guadagnare la rimessa laterale, alla fine però il tocco c'è stato da parte sua, seppur lieve. Palazzo, l'alzata, Giovanni D'Amico arriva ma viene anticipato da Badami. Catanzaro in zona assieme a Voltaggio, riprende nuovamente il pallone nella Città di Castellaccia. Chifari può girare a destra, arriva Fernandez e prima di lui Gelfo verso l'interno. Gelfo, pallone allargato da Fernandez, ma è troppo forte il suo passaggio, quello di Salvatore Gelfo. Giocatore che gioca appunto a centrocampo, classe 2002, tanti settori giovanili a Palermo, Calcio Sicilia, Buon Pastore, terzo tempo, Monreale. Attenzione a Licastri, cross in mezzo, è in ritardo però Catanzaro. Ormai nella seconda metà di questo primo tempo, Aspra in vantaggio per 2-0, le reti segnate all'11° da Giovanni D'Amico, poi il raddoppio su calcio di punizione di Palazzo al 16°. Pallone lungo, Calabria svirgolata per Licastri, riceve al volo, scontro con Procida, tutto è regolare, Licastri rimane a terra. Sembra aver preso una pallonata al viso. Si rialza adesso la punta della Città di Casteldaccia. Momento rinfresco per gli azzurro-granata, con diverse indicazioni da parte del duo Grimaudo-Cosenza.
Pallone di Calabria, gestito a questo punto dall'Aspra. Paolo D'Amico, l'attacco di Catanzaro, si prende la rimessa laterale? No. E infatti sentite le proteste sia in campo che a bordo campo. Cuccia, abbastanza libero di girare in mezzo al campo. Palazzo, apertura di prima verso Vitrano, il duello con Alfano. Esce però la difesa della città di Casteldacia con Fernandez e riprende Palazzo, passeggio profondo verso Giovanni D'Amico, troppo, infatti finisce sul fondo questo pallone. Pallone non gestito in una maniera ottimale da Rappa, girata, tentata da voltaggio con fallo. Fernandez, l'esterno di prima, altro tocco, Gelfo, si muove Fernandez, pallone uscito. Segnalazione arrivata un poco dopo dalla guardaline. Intanto Marguglio non batte la rimessa laterale, ha battuto direttamente una punizione. Cuccia da Giovanni D'Amico, si muove Santaguida, supera l'avversario, ovvero Di Benedetto. Santaguida in mezzo verso il colpo di testa di Alvegiano, super parata di Tinirello. Grandi riflessi per il portiere classe 2001 sull'inserimento di Salvatore Alvegiano con la maglia dell'Aspra, seppur in maniera non ufficiale. Ha trovato i suoi primi gol durante l'ultima amichevole precampionato, prestagione contro il Bagheria, finita 6-1 per la squadra di Correnti. Realizzò una doppietta. Poco fa è andato vicino anche al primo gol stagionale ufficiale. Calabria, lancio lungo, Santaguida non la vede più, la scivolata di Benedetto. Lui che invece è un nuovo arrivato rispetto al proprio avversario. Ha già giocato in promozione con il Abate e Casteltermini, con cui poi ha conquistato il ripescaggio, ovviamente insieme ai suoi compagni in eccellenza. Infine ha avuto l'esperienza anche lui all'Alcamo in promozione. Giovanni D'Amico, spallata al pallone con tanta tranquillità. Tanzaro era ancora lontano. Cascione, Procida verso Calabria, indicazioni a Cuccia, ancora Calabria lungo, pallone in mezzo a Palazzo Alvegiano. Vitrano aveva fintato il lancio profondo, poi fallo commesso da Chifari. Cuccia, battuto corto questo pallone. Ancora Cuccia dietro per il duo Procida Calabria. Santaguida, attenzione ad Alvegiano che stava per sfruttare il palleggio. Il rimbalzo del pallone sul terreno di gioco. Calciatura su terra sì, anche in maniera molto precisa, ma sicuramente non era ciò che voleva.
Entrambe le squadre poi si affronteranno anche in campionato, entrambe inserite nel girone B. Tante trasferte lontane nel messinese. Infatti la prima di campionato della città di Casteldaccia sarà Falcone. Attenzione a Giovanni D'Amico, la finta, c'è il tiro sotto la traversa, trova il 3-0, trova la tripletta personale. Tanta precisione e l'Aspra aumenta ancora il proprio vantaggio. Tre a 0 dunque per l'Aspra, che mette in testa pensieri più tranquilli già da ora. In vista del campionato che inizierà la prossima settimana. Scontro tra Giovanni D'Amico, l'autore del gol di poco fa, assieme a Catanzaro. Entrambi rimangono a terra. Catanzaro che è alla seconda stagione in azzurro granata, invece Giovanni D'Amico è alla terza in una maglia giallo-verde. Tra l'altro sono anche coetanei, classe 99. Licastri attaccato a Paolo D'Amico, che poi si rifugia da Cascione. A proposito di portieri, l'Aspra non è una cosa usuale, anche il terzo portiere in panchina, ovvero Conigliaro, oltre che a Ferrara, nuovo arrivato, farà il secondo di Cascione al posto di D'Amore non riconfermato, mentre il città di Casteldaccia ha soltanto Tinirello a disposizione. In panchina non c'è un portiere di ruolo. Palla 2 tra Giovanni D'Amico e Di Benedetto, quest'ultimo alla meglio, il passaggio verso Licastri, tra svirgolata di Calabria, pallone di Gelfo, palleggio, riceve un colpo anche Licastri a prendere il pallone. Il città di Casteldaccia nel mentre aveva conquistato la punizione, arbitro che non ha fatto continuare l'azione nonostante il possesso di Licastri. Posizione centrale. C'è proprio Licastri a voler battere. Sembra proprio intenzionato a puntare alla porta. Sguardo fisso sul pallone, barriera a 5. Ecco la rincorsa di Licastri, pallone alto. Rilancia Calabria, pallone verso Alvegiano, esce anche Tinirello di testa. Giovanni D'Amico da fuori, è abbastanza difficile centrare la porta. Ultimi 10 di questo primo tempo.
3-0, aspra doppietta di Giovanni D'Amico, poi c'è stato anche il gol di Palazzo in mezzo alle due marcature del classe 99. Chiama i suoi, Alfano dalla difesa, chiede più partecipazione a Gelfo per esempio. Procida verso Marguglio, finta su Gelfo, si va in mezzo al campo da Giovanni D'Amico, l'apertura di Cuccia, la corsa di Albeggiano, pallone in fallo laterale. Colpo di testa di Chifari, Procida ad anticipare Licastri. È rimessa per gli Azzurro Granata. Ancora Chifari a vincere il rimpallo, a lottare in mezzo alle maglie giallo-verdi. Il cross di Fernandez e colpo di testa di Calabria. Stavolta Catanzaro era arrivato ad attaccare l'area. Cuccia ci pensa lui, Albeggiano spalla alla porta, anche se di tanto. Apertura di Vadami, riceve Catanzaro, si gira, serve però Cuccia che alla fine cade a terra, è efficace però. Subito dopo è stato spazzato via il pallone. Giovanni D'Amico poi spazza con violenza Di Benedetto fuori. Marguglio, agli troppo in faccia proprio avversario Gelfo. Si è sentito proprio il rumore della pallonata. Cuccia, Paolo D'Amico tocca Santaguida, ma Rappa è lì a recuperare. Nuovo pallone per Alicastri, guarda la porta ma anche chi sta attorno a lui, imbucata in fuorigioco però per Gelfo. Paolo D'Amico, Cuccia verso Palazzo, ormai c'è soltanto una squadra in campo. Apertura verso Santaguida, davanti a lui Di Benedetto. Santaguida potrebbe crossare, eccolo il cross, un po' sull'esterno. Albeggiano era messo davanti. Avanzata di Fernandez, lo scontro contro il più esperto Procida. A finire giù, alla fine Salvatore Fernandez. Apertura verso Catanzaro, in fuorigioco. A prescindere però, il Città di Casteldaccia era riuscito a liberarsi dal proprio avversario e aprire verso la fascia di sinistra. Tanto a bordo campo già sono in due a riscaldarsi per la Città di Casteldaccia, mentre tutto ok al momento per la squadra di Correnti. Attenzione ad Albeggiano che è abbastanza solo al limite, poi temporeggia tanto, Vadami ne ha approfittato. Altra apertura, Catanzaro a
fronteggiare Paolo D'Amico. Catanzaro a doppio passo, c'è stato l'inserimento di voltaggio, lancio lungo verso Salvatore Gelfo. Ancora una volta non si riesce a trovare l'intesa giusta. Procida, anticipato Vitrano da Badami, è rimessa laterale. Badami, capitano della città di Casteldaccia, esperienza anche importante in Serie D e Lega Pro con la Torres, che tra l'altro quest'anno è stata ripescata nella quarta serie. Non solo Torres in Sardegna, perché ha giocato anche in eccellenza sarda con Castelsardo e Tergoclubium, quindi nuove idee da portare da fuori il proprio territorio. Paolo D'Amico attaccato da Catanzaro, il lancio lungo di D'Amico, il pallone rimbalza a metà tra Giovanni D'Amico e Santaguida. Nessuno dei due la prende. L'Aspra però si prende lo stesso la rimessa laterale. Cuccia attaccato da Licastri, arriva anche voltaggio, calcio di punizione. Ancora Stefano Procida verso Calabria, anche per far giocare qualche pallone a Cascione. Procida va lungo verso Santaguida, che riceve apertura nonostante la pressione di voltaggio. Giovanni D'Amico a terra, tutto regolare, si va con Santaguida. Pallone verso Albeggiano, arriva anche Vitrano, Albeggiano liscia il tiro. In qualche modo Vitrano e Albeggiano sono stati in grado di scambiarsi il pallone, vanno con tutta la volontà di questo mondo, però aveva funzionato il meccanismo. Il pallone intanto non ritorna a Fernandez per pochissimo dalla gradinata. Diversi presenti qui al comunale di Marineo, anche nella pineta che circonda questo campo in erba sintetica. Cuccia, c'è tanto spazio a destra, riceve Giovanni D'Amico. L'apertura a cercare Vitrano troppo sull'esterno. Anche la buona, l'intenzione era buona. Ancora l'Aspra avanti. Di prima Santaguida, va da Procida, Calabria, lancio profondo verso Vitrano, aspetta il rimbalzo del pallone e poi incrocia. 4-0, tutto troppo facile anche per Antonino Vitrano al 45esimo. Il gol di Vitrano lo ha aspettato tanto, il lungo infortunio che praticamente ha frenato la fine della scorsa stagione.
Anto, non posso dire. Me ne posso andare. Intanto dialoghi Stefano! tra Chifari e Procida. L'arbitro Fabio Caruso di Palermo richiama i due giocatori. Procida mi dice parolacce in riferimento a Chifari. Stefano! Anche ironicamente Procida dice aggiunge anzi e io ho paura. Stefano! Evidentemente questi problemi c'erano già da un po'. Nel frattempo siamo entrati nel tempo di recupero. 1 minuto di recupero. Nella teoria già l'abbiamo sorpassato, però a questo punto è ovvio il pensiero dell'arbitro a partire da adesso. Quindi a 47-20 circa dovremmo fermarci. Rappa, colpo di testa, adesso riceve voltaggio prestato da Santaguida. Voltaggio riesce ad andare in mezzo, il Città di Casteldaccia gioca, Licastri sull'esterno, rientra ancora Licastri, riesce a crossare morbido, pallone un po' troppo lungo e poi Margoglio risolve così, finendo anche giù, ma c'è la fine del primo tempo con il Città di Casteldaccia sotto 4-0 contro l'Aspra. Le reti Giovanni D'Amico all'11° e al 31°, in mezzo c'era stata la punizione diretta di Palazzo al 16°, poco fa al 45° il poker firmato da Antonino Vitrano, che un po' ha indirizzato questa partita, ma già dai primi minuti si era capito un po' l'andamento di questo match e dire che ci sarà una gara di ritorno al Giovanni Aloisio di Misilmeri, che ritornerà a essere lo stadio dell'Aspra come è successo nella prima parte della scorsa stagione. Intanto c'è qualche dialogo con Catanzaro a fondo campo, probabilmente in riferimento a ciò che è successo poco fa in mezzo al campo tra Chifari e Procida, che insomma hanno scambiato qualche parolina di troppo. Noi vi lasciamo per un quarto d'ora circa, vi lasciamo ai gol di ieri tra Resultana San Lorenzo e Palermo nella sfida di Coppa Sicilia di Serie C1 di futsal, e anche i gol della Parmonval che ieri ha battuto il Casteldaccia, assieme alle parole dell'allenatore granata Marco Mineo. Quindi a dopo. Qui da Ricca, fermato, allora attenzione a Barcellona che si inserisce in area, Nolino, e c'è il gol da parte del Resultana che trova il Pertugio e passa in vantaggio con Nolino. Che cambia il parziale in favore della squadra di casa. E subito però Tuzzolino dentro da Ricca, subito la riequilibra lui che torna e segna. Vincenzo da Ricca 1-1.
Dunque cambia in maniera repentina il parziale al Trinacria. Spazio. Fermato da Taricca, poi vince il rimpallo in maniera fortunata. Ancora Annolino, serie di finta, la palla dentro, lo scambio che si chiude e passa in vantaggio il Resultana. Ancora con Annolino, il Palermo produce palle gol, trasforma il Resultana con la palla del 2-1. Si gira, va da Taricca che prova a sterzare, viene fermato, allora attenzione alla ripartenza di Gabriele Barcellona, a tu per tu con D'Antoni, lo buca. È la rete del 3-1, è la rete che regala il primo +2 di giornata al Resultana San Lorenzo e glielo regala in un momento cruciale. Qui la palla recuperata da Taricca, Daricca pronta alla porta, Adami, facile per il 3-2, 30° che sta per scadere, ma Palermo che torna in partita con Fofò Adami. Io sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto dell'impatto che abbiamo avuto, siamo andati in vantaggio, secondo me in un campo così ostico contro una squadra che secondo me è molto esperta e farà un ottimo campionato. Il Casteldaccio ha fatto un ottimo debutto e sono convinto che probabilmente alla fine l'1-1 ci avrebbe premiato, però va bene così, siamo pronti anche ad affrontare il ritorno con la massima serenità. Ecco. No, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, avevo detto ai ragazzi che volevo questo atteggiamento di lotta, di battaglia, di grinta, di non mollare mai e questo è avvenuto. E ripeto, a parte quell'episodio non posso recriminare nulla, sono davvero molto contento della prestazione e sono convinto che lavorando possiamo soltanto migliorare. Noi intanto pensiamo alla Nissa che arriva sabato domenica al Fiorilli, cercheremo di fare una partita degna di un debutto casalingo e poi cominciamo a pensare al ritorno. Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, dobbiamo cercare di fare il massimo come abbiamo fatto oggi. In certi momenti della partita siamo stati davvero molto bravi, soprattutto all'inizio. Ecco. Con gli auspici di fare tutto il possibile per ottenere delle grosse soddisfazioni, quindi bisogna lavorare, bisogna riuscire a dare alla società e ai giocatori che arriveranno a Catania tutti gli strumenti possibili per non dover pensare altro che vincere la domenica e quindi lavoreremo proprio in questi termini. Direttore, lei è stata la grande sorpresa di questa conferenza stampa perché noi media avevamo indicato altri nomi e spuntato lei. Posso chiederle a questo punto quando c'è stato il contatto col direttore Garella, col vicepresidente Garella? Il contatto già da un po', io seguivo anch'io tutti i nomi che uscivano, dicevo ma poi abbiamo volutamente tenuto non dico segreto perché poi alla fine, però riservato perché era giusto che loro facessero tutti i loro percorsi, le loro decisioni e ritenessero poi di scegliere la figura che in quel momento pensano sia la migliore. Io non ho mai fatto interviste, volutamente sono stato lontano da questi oggetti. Avrà tempo per recuperare. Avremo tempo per recuperare, adesso non ci sono più problemi, quindi non è stato reso noto, ma semplicemente perché io non ho detto nulla, loro non hanno detto nulla e poi alla fine si è concretizzato. Direttore, però la cosa, lei viene dall'esperienza di Parma, una esperienza molto positiva, noi più volte abbiamo sottolineato che l'esempio doveva essere quello di Parma per la mentalità e la progettualità. Quali potrebbero essere di difficoltà in una realtà come Catania che è economicamente e strutturalmente molto diversa da Parma? Allora adesso la realtà di Catania la conoscerò meglio, io credo che non ci sia però così tanta differenza, nel senso addirittura credo che il bacino di tifosi di Catania sia superiore a quello di Parma, perché comunque ha un bacino più grande, ha più abitanti, Catania comunque è una piazza importante, ha avuto una storia anche di Serie A importante, anche Parma per questo, però dico, secondo me ci sono tante analogie, l'importante è riuscire a creare quell'alchimia che si è creata a Parma, come dicevo prima. Là avevamo veramente tutta una città che ci seguiva e qui sarebbe bello poter fare lo stesso. Ho visto che comunque l'entusiasmo si è creato, noi facevamo in serie D facciamo trasferte con 3.000 persone, con 3.000 tifosi al seguito, cosa che in Serie A poi non è più successo, c'era più gente in Serie D paradossalmente che in Serie A. Credo che Catania abbia delle potenzialità enormi, lo vedo perché da quando sono uscite adesso alcune news mi stanno già scrivendo in tanti per venire a Catania, quindi devo dire che Catania al di là della serie è una piazza che attira. Dalila, quarta volta consecutiva qui al Palermo Ladies Open, il cammino sulla carta è sembrato facile guardando i punteggi, però è stata una bella fatica.
Sì, di facile in questo sport non c'è niente, e soprattutto quest'anno per me non è stato un bellissimo anno, un po' pieno di troppi infortuni, diciamo, però siamo riusciti attraverso fisioterapisti e dottori a essere in campo questa settimana e devo dire che è andata alla grande. Ormai il Country Time Club non ha più segreti per te, possiamo dirlo. Sì, qua sono a casa e tutti i soci mi vogliono bene, e vengono i miei amici da casa, da Licata, è fantastico, la mia famiglia qui sugli spalti, bellissimo giocare qui. Più in generale l'iniziativa delle prequali anche per valorizzare le ragazze siciliane, come lo vedi, al di là del fatto che hai vinto tu? Sì, diciamo che è una bella cosa per dare possibilità appunto anche alle altre di giocarsela e di impegnarsi. E, appunto nel tennis non è mai detto che vince sempre la più forte. E ho visto un ottimo livello richiamo ragazzine perché mi sento un po' più vecchia, mi fanno sentire vecchia, ecco. Però ho visto un bel livello e sono contenta che le tenniste siciliane vanno avanti e si allenano bene. Per chiudere prendo spunto da quello che hai appena detto, non sempre nel tennis vince la più forte. A questo punto, in vista delle qualificazioni, appena realizzerai, cosa ti metterai, diciamo così, come obiettivo? Appunto sognare non costa nulla, quindi quest'anno è la quarta volta, magari appunto la prima edizione non avevo idea di cosa significasse giocare nella mia Sicilia al mio primo WTA. E il secondo anno un po' meno, sto andando gradualmente sempre meglio e mi sento sempre più a mio agio e poi ho tutto il tifo dalla mia parte e questa è una cosa bellissima dove qua comunque mi sento a casa al country, vivo qui, mi alleno qui tutti i giorni e sono magnifici tutti. Un gruppo per quelli che sono rimasti abbastanza consolidato e naturalmente per quelli che sono arrivati si deve lavorare per cercare di farli entrare in quei piccoli meccanismi che abbiamo già dall'anno scorso. Si sono integrati sì, bene, si sta formando secondo me, secondo la società, un buon gruppo. Come dici tu abbiamo cercato di prendere gente importante per la categoria, qualcuno si è presentato diciamo in forma, altri magari hanno bisogno di lavorare e quindi impiegheranno un po' più di tempo, però siamo qui per aspettarli e sicuro del contributo che potranno dare. Stiamo lavorando, sono arrivati 2004, abbiamo qualche 2006, stiamo lavorando, abbiamo avuto una perdita. Per fortuna dico, perché Barbera è andato al Palermo e quindi siamo contenti di questo e gli auguriamo le migliori fortune, però c'è da lavorare perché è gente che viene dagli allievi, dalla juniors e quindi è il primo anno che affrontano un campionato importante tra virgolette con i grandi e quindi si devono subito cercare di formarli e farli trovare pronti per quando verranno chiamati in causa. Come d'abitudine cerchiamo di fare sempre amichevoli con squadre importanti e di categoria superiore per capire quali sono i nostri difetti, così da poterli limare. Abbiamo una partita, si sa, la prima è sempre molto attesa per vedere di che pasta siamo fatti, incontriamo una squadra buona, so che il presidente del Castellaccia sta formando un buon gruppo e ha fatto vari acquisti e siamo qui per cercare di farci tenere pronti. Noi vogliamo fare un buonissimo campionato, vincere ne vince solo una, so che ci sono molte squadre che si stanno attrezzando per farlo, però noi di sicuro faremo e dobbiamo fare un campionato molto competitivo per stare lassù fino alla fine. Ogni girone ha le sue difficoltà, so di altre squadre che si sono trovate in altri gironi e si lamentano anche loro per altre situazioni. È un campionato difficile come sono tutti i vari campionati, incontreremo campi in terra battuta, soffriremo in particolar modo, però
Però il gruppo è un gruppo secondo me importante, con gente di personalità, e quindi può andare sia dentro che fuori a fare belle partite. Sì, intanto è stata la prima squadra che mi ha chiamato praticamente l'Aspra. Tramite Frittitta ho avuto un bel po' di chiamate, ci sono stati tanti contatti, poi ci siamo visti pure col presidente, appena mi sono seduto subito col presidente abbiamo trovato l'accordo subito, quindi è un presidente che ha tanta voglia e pretende naturalmente, quindi ci può stare e sono contento che sono qua naturalmente. Mi aspetto un campionato di vertice, allestito una grande squadra e cercheremo di fare bene, ce la metteremo tutta per portare il risultato dalla nostra parte naturalmente e riuscire naturalmente a vincere. Ci conosciamo un po' con tutti, quindi ci siamo ritrovati, tra virgolette. Ci vuole tanta grinta, incontriamo una squadra ostica, quindi cercheremo di lottare su ogni pallone e portare il risultato dalla nostra parte. Bentornati al comunale di Marineo, tra pochissimo il secondo tempo di Città di Casteldaccia Aspra, il primo turno, l'andata del primo turno di Coppa Italia di promozione siciliana 4-0 per i gialloverdi di Giuseppe Correnti, doppietta di Giovanni D'Amico, poi i gol di Palazzo e di Vitrano. C'è un cambio per il Città di Casteldaccia che un po' ha sofferto in questo primo tempo. C'è stato comunque un tiro in porta respinto con i piedi da Cascione. Anche Alvegiano ha avuto un'occasione, un colpo di testa, un bel riflesso di Tinnirello per quanto riguarda le opportunità extra gol. È entrato Maniscalco, lato Città di Casteldaccia. E questo è il primo cambio della partita. C'è l'inizio del secondo tempo con il possesso palla a favore dell'Aspra, che ha mantenuto intatto il suo 11, ovvero quello con Cascione in porta, in difesa da destra verso sinistra Paolo D'Amico, Calabria, Procida e Marguglio, centrocampo Santa Guida, Palazzo e Cuccia, in attacco Giovanni D'Amico, Alvegiano e Vitrano. Cross in mezzo del nuovo entrato Maniscalco, arrivato dalla Bagheria, un altro dei nuovi arrivi del club azzurro granata. Ed è entrato anche Tutrone. Calcio d'angolo, pallone in mezzo sul secondo palo, colpo di testa da parte di Voltaggio, poi non ce l'ha fatta a calciare Di Benedetto. Pallone in fallo laterale, Aspra che fin da subito ha messo intensità in mezzo al campo nella partita, poi ha trovato i 4 gol.
Palazzo tra l'altro ha segnato su calcio di punizione. I primi due hanno avuto la deviazione del portiere della città di Casteldaccia Timirello, ma niente da fare. Proprio Maniscalco, attenzione alla traversa, colpita da Vultaggio. Bel colpo di Vultaggio, stava entrando in porta sotto la traversa, difesa da Cascione. L'opportunità per il classe 2003 Umberto Vultaggio. Chissà se potrebbe essere un nuovo inizio. Qui Timirello sbaglia un po' il rinvio perché il pallone finisce in gradinata. L'opportunità per Voltaggio. Tra l'altro anche Giovanni D'Amico dell'Aspra ha puntato quelle zone, ha trovato un gol sotto la traversa, quello del 3-0. Badami per Maniscalco, è entrato bene, attenzione alla trattenuta su Catanzaro, apertura per Daniel Maniscalco, ancora in mezzo al campo Maniscalco, insiste, cade giù senza fallo, il pallone viene preso da Catanzaro, il tocco e la deviazione sotto porta di Licastri, c'è il gol del Città di Casteldaccia con Licastri 1-4, è partita bene la squadra di Grimaudo in questo secondo tempo. La rete segnata dall'espertissimo Licastri. Chiede ai suoi di giocare Grimaudo. Gli è piaciuto evidentemente ciò che è successo in questi primissimi minuti di secondo tempo. Il gol di Licastri che apre così la sua stagione, ma tutto è partito da Maniscalco che ha dato quella spinta in più alla squadra, lui che ha preso il posto di Rappa nel ruolo di terzino sinistro, mentre Tutrone ha preso il posto di Chifari. Anzi no, di Gelfo. Calcio di punizione per la Città di Casteldaccia. Parte la battuta in mezzo, colpo di testa di Palazzo all'altezza del primo palo. Non la prende Paolo D'Amico, c'è l'avanzata di Alfano, alla fine D'Amico recupera il pallone, la suolata all'indietro per Calabria. Città di Casteldaccia che però rimane avanti. Attenzione ancora a Maniscalco, pallone dietro, c'è il sinistro sul secondo palo. Il Taggio aveva provato a fare l'assist verso la profondità, però è tutto un altro Città di Casteldaccia in questo inizio di secondo tempo. Il gol trovato da Licastri al 49esimo dopo una respinta di Cascione davanti la porta. Albeggiano fermato così da Simone Di Benedetto. Intanto l'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match. Il giallo per Di Benedetto.
aspetta il fischio dell'arbitro. Eccolo qui con la battuta di Paolo D'Amico verso Vitrano. Colpo di testa di Cuccia contro Catanzaro, ancora Cuccia dietro. Marguglio sistema il pallone, poi le lancia a cercare Giovanni D'Amico. Colpo di testa di Alfano, ancora una volta Cuccia allunga la gamba Tutrone e si prende così la rimessa laterale. Quello di Licastri è stato inoltre il primo gol per Francesco Grimaudo da allenatore di una prima squadra. Badami dietro per Di Benedetto. Alfano avanza, supera Albeggiano, c'è il fallo di Albeggiano. La punizione di Fernandez. La gestione con i palleggi da parte di Voltaggio, si inserisce, c'è anche il tunnel, spazzato via il pallone da Calabria. Resta ancora avanti la città di Casteldaccia, riceve Voltaggio, altra rimessa. Fernandez dietro per Badami, ancora Badami. Fernandez contro Palazzo, pallone basso, insidioso, respinge via Procida, attenzione al limite dell'area, anticipato Badami, c'è stato anche il fallo in attacco, punizione per l'Aspra. Cambio proprio per i gialloverdi, esce Paolo D'Amico. Al suo posto entra Marchiano. Non cambia nulla. Infatti si va a posizionare nel ruolo di terzino destro. Cuccia. Giovanni D'Amico prova a giocare anche l'Aspra in questo secondo tempo. Tacco dietro Palazzo. Pallone ricevuto da Marguglio. Attenzione a Santaguida di prima. Accetta lo stesso Palazzo. Si prende le responsabilità di non inserimento. Un po' quando l'allievo supera il maestro. Rischia qui la squadra azzurro-granata, ci pensa Maniscalco. Badami verso Catanzaro, intelligente, lascia dietro per Di Benedetto, lancio lungo, colpo di testa di Marchiano. Ancora Santaguida a lottare contro Mauro Badami che si prende il pallone, poi Santaguida da dietro, calcio di punizione per il Città di Casteldaccia. Alfano, pallone per Di Benedetto, il tocco di Maniscalco, c'è sempre lì Catanzaro, prende Santaguida, lancio verso Albeggiano, preso un po' di sorpresa, ancora Catanzaro fermato da Cuccia, stava qualcosina dall'arbitro. Badami, lancio in profondità, Cascione. Marguglio per Vitrano. Pallone per Santaguida, attenzione alla verticalizzazione verso Giovanni D'Amico. Sta dimostrando cose interessanti questo giovane inserito dalla prima minuto da Correnti.
non c'è nulla intanto qui per Catanzaro, che si rialza adesso. Qualcuno dalla gradinata aveva reclamato il fallo su Antonino Catanzaro, anche lui confermato. Riceve proprio adesso pallone in profondità per Voltaggio, cross sul secondo palo, sul fondo una Licastri che ha attaccato lo spazio giustamente, ma serve maggiore precisione. Per certi versi è stato un po' il fattore protagonista nel primo tempo, quando ci sono state le circostanze d'attacco per la città di Casteldaccia. Entra Dragna al posto di Alfano e questo il terzo cambio per Grimaudo. Anche in questo caso non cambia nulla, con Dragna che si va a posizionare sul centro-destra della difesa. Mentre per l'Aspra ci sono un paio di movimenti. C'è l'uscita dal campo di Albeggiano, al suo posto entra Giglio. Intanto è uscito anche Santa Guida. Al suo posto è entrato Bonanno. Falso 9 per l'Aspra, perché Giglio non è proprio una prima punta. Il centrocampo invece non cambia nulla, con Bonanno che ha preso il posto di Santaguida. Giovanni D'Amico lascia per Cuccia, i palleggi ad ingannare così Voltaggio. Margoglio di prima per Vitrano, lascia Palazzo a memoria, poi Palazzo va anche lui a memoria, ma Vitrano se n'era già andato. Aspra che, come nel primo tempo, è ritornato a far girare il pallone. In questi minuti capiremo anche se è finita qui la magia della città di Casteldaccia, che però recupera il pallone. Giocate di Catanzaro, Catanzaro cerca la trattenuta da parte di Cuccia. Catanzaro in mezzo, Licastri riceve ancora, Licastri scivolata, nessun fischio da parte dell'arbitro. Licastri voleva il calcio di rigore, non l'ha conquistato Giglio. Imbucata per Vitrano che spintona da dietro Fernandez. Arbitro che fischia il fallo. Fallo di irruenza, quello di Antonino Vitrano. Fernandez adesso può andare libero. Maniscalco, Badami largo verso Catanzaro. Non c'è nessuno spazio per avanzare, allora Badami va in mezzo per Chifari. Contrasto assieme a Bonanno, scivolata cercata con il passaggio da parte di Tutrone. Ancora Palazzo cerca di mantenere il pallone a terra, poi il tiro dalla distanza finito alto. Il tentativo di Chifari nella speranza di non mollare per la città di Castellaccia, anche se la situazione è ormai difficile con 3 gol di svantaggio. È anche vero che siamo ancora nella gara d'andata. Voltaggio la prende Licastri, c'è spazio per lui, il lancio lungo fermato da Procida, ancora Palazzo riceve un colpo in testa da Licastri.
I due si scambiano il 5. Lancio lungo, Giovanni D'Amico se l'allunga di testa, ma c'è prima Maniscalco. Maniscalco protegge, deve per forza gestirla perché è stato lui a toccarla per ultimo. Maniscalco che alla fine non si è preso la rimessa laterale, anche se sembrava esserci un lieve tocco. La girata Bonanno, cross in mezzo, Tinirello. Il pallone lasciato lì per Dragna, vuole mettere velocità Emanuele Dragna. Licastri lascia per le avanzate di Fernandez contro Cuccia, finisce a terra assieme a lui, la va a prendere alla fine Tutrone, si gira tutto da Catanzaro, area di rigore Catanzaro, passaggio basso, pallone ricevuto da Voltaggio, c'è il fallo in attacco, arbitro deciso nel fischiare l'intervento. Città di Casteldaccia che vuole il calcio di rigore, prima ci ha provato con Licastri, poco fa con Voltaggio, anche Dragna va a parlare con l'assistente dell'arbitro, lato gradinata. Si alza regolarmente Umberto Voltaggio. Giocatore cresciuto a Misilmeri nel punto rosa. Tra l'altro in quel periodo lì è stato con Grimaudo in panchina. Infatti i due si sono ritrovati. Fallo su Chifari. Nuovo cartellino giallo, eccolo qui per Giovanni D'Amico. Arbitro che poi va a parlare con la panchina del Città di Casteldaccia. Estratto un nuovo giallo. Calcio di punizione per la squadra di casa con la battuta di Tinirello. Prova il colpo di testa a Catanzaro, Maniscalco, c'è il tiro sul primo palo, Cascione ha intuito all'ultimo la direzione del pallone, sembrava piazzarla verso l'incrocio più lontano, Maniscalco invece imprevedibile ha calciato verso il primo palo. E allora calcio d'angolo, c'è la battuta in mezzo, colpo di testa riuscito male. Allora si ritorna da Catanzaro, cross in mezzo, Cuccia leva via, Fernandez ripropone, non può prenderla nessuno se non Cascione. Pitrano, Palazzo fermato, e allora Licastri allarga per Tutrone, altro cross in mezzo, si cerca Catanzaro, c'è l'aggancio, Catanzaro prova la giocata contro Marchiano, alla fine finisce e resta giù il giocatore della Città di Casteldaccia. Poi l'Aspra non si intende con gli scambi lungo la fascia di destra e c'è un cambio, il quarto per Grimaudo. Esce Badami, il capitano, che consegna la fascia a Dragna. Un paio di aperture interessanti per il giocatore che gestisce la regia in mezzo al campo del Città di Casteldaccia.
al suo posto è entrato Simone Famà. Dragna porta palla con convinzione, ma alla fine trova Cuccia. La protezione di Chifari molto buona, a terra, fallo. Mossa offensiva quella di Grimaudo, inserendo Famà che una punta al posto del mediano. Attenzione a Catanzaro, largo a sinistra, lascia tutto a Maniscalco. Attenzione anche a Chifari, protegge contro Giglio. Pallone lasciato in mezzo al campo, Tutrone l'ha fatto arrivare a Famà, pallone allargato, attenzione al piazzato che è finito in porta da parte di Catanzaro, però c'è stato il fischio dell'arbitro. Catanzaro non ci crede, aveva trovato tra l'altro una bella traiettoria. Giglio scambia con Marchiano. Cuccia, Palazzo, si fa vedere Marguglio, riceve adesso Palazzo, l'attacco da dietro, ancora Cuccia, Palazzo, pallone di Bonanno, attenzione a Giglio, stava arrivando, niente da fare, l'anticipo senza nessun risultato. Maniscalco riesce a servire in avanti, altro tocco per il recupero di Famà. Maniscalco, Catanzaro tocca verso Famà, cade giù Calabria, la prende Licastri che apre dall'altro lato. Voltaggio, si fa vedere anche Fernandez, voltaggio, cross dentro, secondo palo, Cascione si era inserito Famà. Anche in questo caso però il pallone non è stato servito al giocatore giusto. L'apertura di Cuccia, Giovanni D'Amico, altra spallata, stavolta assieme a Maniscalco, recupera Catanzaro. Chifari si deve fermare contro Bonanno. Chifari, Licastri riceve, può girarsi, arriva l'attacco di Vitrano da dietro, Licastri sorregge e poi guadagna anche il calcio d'angolo. Continua il Città di Casteldaccia, mancano 20 minuti anche per avere una buona base in vista del ritorno, non necessariamente compiere un recupero o una rimonta, che comunque resta un'opzione veramente miracolosa. Pallone dentro, prova a staccare anche Dragna. Giglio, esce lui, un po' di spazio, Vitrano è stato l'ultimo uomo verso l'attacco a proporsi. Voltaggio contro Palazzo, la prende Chifari, l'attacco di Bonanno, recupera l'Aspra, posizione regolare per Giglio che può avanzare. Città di Casteldaccia un po' scoperto, Giglio verso il primo palo, deviazione di Di Benedetto, calcio d'angolo. Opzione più furba perché non poteva mica calciare da lì, posizione abbastanza complicata. Marguglio va a battere questo calcio d'angolo, si propone Giovanni D'Amico, opzione scartata, arriva Palazzo, l'appoggio di Palazzo per Marguglio, l'alzata dell'ex Geraci, si coordina Vitrano, riceve, c'è il tiro al volo, è uscito alto, finisce quasi fuori dalla struttura sportiva il pallone. C'è un cambio per l'Aspra, entra Mazzotta. Altro giovane prende il posto di Cuccia. Ci sono tanti giovani oggi in panchina nell'Aspra perché la squadra di Correnti è un po' a corto di centrocampisti di esperienza.
quindi a parte Roccaforte e Giglio in panchina sono soltanto giovani. Anche Bonanno ha un po' di esperienza. Giglio stacca, c'è l'angolo trovato, c'è il 5-1 di Roberto Giglio, entrato dalla panchina, segna anche lui. Nuovamente Aspra sul +4. Oh, 5-1 per l'Aspra. Sicuramente non un buon colpo per la città di Casteldaccia, che ha cercato le occasioni, le ha trovate. Anche una traversa ha colpito con voltaggio. Adesso l'Aspra ha trovato un altro gol, che significa sicurezza. Poco fa abbiamo citato Giglio e Roccaforte, i due più esperti assieme a Bonanno nella panchina giallo-verde. Proprio Roccaforte è pronto all'ingresso in campo. Dragna, il pallone di Fernandez lungo linea, si continua a giocare. Licastri evita Roccaforte, ancora Licastri, riesce il cross, secondo palo, colpo di testa, il gol di Famà. C'è il gol del Città di Casteldaccia, che vuole crederci in qualche modo. La rete di Simone Famà, anche lui è entrato dalla panchina. C'è però un giocatore azzurro-granata a terra, ma è 5-2, tanti gol questo pomeriggio al comunale di Marineo. Un grande colpo di testa in area di rigore da parte di Simone Famà. Cresciuto nelle giovanili del Monreale, quest'anno la prima stagione tra i grandi. Due gol meritati per la città di Casteldaccia, che ha avuto il coraggio di rispondere nella situazione sfavorevole di 0-4. Un gruppo, questo qui, che praticamente è nato una settimana fa circa, dato anche il ripescaggio in promozione in seguito a un posto di metà classifica in prima categoria, fuori dalla zona playoff. L'anticipo irregolare di Tutrone dopo il pallone morbido di Palazzo. Lancio lungo, Giovanni D'Amico, sponda di testa verso Giglio, la va a prendere Di Benedetto. Arriva Bonanno, c'è anche Giovanni D'Amico che cade giù. Nessun fallo. La città di Casteldaccia riparte con velocità, non pensando alle perdite di tempo. Catanzaro si prende questa punizione. Chifari, Tutrone lascia Licastri, si va da Fernandez a puntare Vitrano, non ce la fa. Ancora Fernandez verso l'interno, è la situazione migliore. Il passaggio però è per Procida, sponda di Giglio, anche lui è entrato molto bene. Roccaforte, che palla questa qui per Giovanni D'Amico. Giovanni D'Amico tira lo stesso oltre la traversa, volendo c'era Bonanno solo, ha preferito calciare.
A questo punto è per l'Aspra il fattore di creare situazioni per dare segnali, dato che un po' gli equilibri si sono leggermente ribaltati con la reazione della città di Casteldaccia ai 2 gol trovati, anche in situazione di svantaggio nuovamente per 4 gol, perché l'Aspra vinceva 4-0, poi c'è stato il gol dell'1-4, l'Aspra poi ne ha fatto un altro e di conseguenza il città di Casteldaccia ha segnato il secondo. Duello Procida Licastri. Licastri si ferma, si tocca il viso, attenzione qui a Marchiano che rischia tanto. Bonanno di nuovo dietro per Marchiano, Gio sponda, Giovanni D'Amico se la alza, Roccaforte stava andando a calciare, lui invece no, Giovanni D'Amico dragna da terra, era caduto secondi fa, si va a riprendere questo pallone, dragna, apertura per Licastri, si alza anche il vento a Marineo, Licastri viene sfavorito da questo fattore, il vento che forse ha dato quella spintarella al pallone nel finire fuori. Nuova rimessa laterale, la batte l'Aspra, Gio, tacco dietro per Vitrano, Fernandez, si rinnova il duello tra Fernandez e Vitrano, lo vince il terzino della città di Casteldaccia. Attenzione qui a Calabria che rischia un po', pallone per Procida, lo spazio in fallo laterale. Non è la prima volta per Calabria con palloni del genere quest'oggi. Fernandez alla battuta, arriva Famà, invece no, si va lungo a cercare voltaggio. E anche Circo, classe 70, entrato poco fa. Lancio lungo, sempre verso Gio che evita Di Benedetto, ancora Gio prova ad incrociare rasoterra, è riuscito a calciare, sì. Anche questa una situazione abbastanza difficile. Maniscalco, lancio lungo, non c'è il colpo di testa di Catanzaro, va Giovanni D'Amico, palleggio, la mantiene, arriva anche Tutrone, 2 tocchi, la protegge in mezzo alle gambe, l'arbitro alla fine vede fallo. Catanzaro, colpo di testa, c'è Circo ma anche Licastri, 2 pezzi grossi in attacco. Calabria, alla fine il pallone arriva a Cascione. Anche Circo confermato rispetto alla scorsa stagione. Pallone messo fuori.
e si riparte con la rimessa. Il pallone consegnato all'Aspra. Ormai entrati negli ultimi 10 minuti di questa partita, programma dell'andata del primo turno di Coppa Italia di promozione siciliana che si chiude alle 18:30. C'è la sfida tra Fulgatore e Marsala, il nuovo Marsala che cerca di rinascere dopo anni di tantissima difficoltà. Attenzione al pallone, colpo di testa, c'è Licastri, c'è il tiro addosso però a Calabria. Poteva fare sicuramente di meglio l'attaccante della città di Casteldaccia. Colpo di testa fuori di Benedetto. E nuova rimessa per i gialloverdi, stavolta in situazione di attacco. Marchiano verso Calabria. Palazzo solo in mezzo al campo, lancio lungo in profondità per Vitrano in fuorigioco. Di Benedetto, Maniscalco a fronteggiare Giovanni D'Amico che legge la situazione, tocca anche il pallone ma gli azzurro granata avanzano. Licastri supera Calabria, ancora Licastri, imbucata verso Circo, il pallone scorre tra le linee ma quelle gialloverdi. Buonanno, pallone verso Vitrano, anche con l'aiuto della testa, della spalla, lo porta avanti, fermato Roccaforte, adesso riceve e va dietro. Palazzo, fermato Vitrano da Dragna, con l'attaccante dell'Aspra che rimane a terra. Alla fine Tinirello normalmente da Fernandez. Lungolinea preciso perché ci è mancato poco. Chifari, Fernandez, pallone in fascia, giocato in mezzo, buttato. Attenzione a Licastri, si stava coordinando con Marchiano che va a toccare, calcio d'angolo per il città di Casteldaccia. C'è Catanzaro in mezzo, si chiama un salto in area di rigore, poi Maniscalco largo. Calabria. Gli scambi dei giocatori dell'Aspra che propongono il proprio calcio. Alla fine si ritorna da Roberto Tinirello. Spallata di Marchiano. Buonanno, Palazzo, Roccaforte, movimento a sinistra, attenzione alla finta, lo scarico verso Palazzo, la prende alla fine Circo, passaggio di Chifari, l'avanzata per tenere il pallone in campo da parte di Famà. Ancora Buonanno, chiede a palla Giovanni D'Amico, solissimo a destra. Nuova verticalizzazione.
Gio aspetta Dragna per crossare e trovare la deviazione avversaria. Non è così. Catanzaro, l'avanzata di Maniscalco, ancora in mezzo a tante maglie giallo-verdi. Maniscalco calcia pure, Cascione in 2 tempi. Tanta personalità per il terzino ex Bagheria, entrato nel secondo tempo e molto bene, e grazie a lui che il Città di Casteldaccia ha trovato il gol di Licastri. Tra poco capiremo anche quanti minuti di recupero verranno concessi per questo finale di partita. Bonanno supera la metà campo, Gio, fallo, attenzione, è stato abbastanza rischioso, cartellino giallo rimediato da Fernandez. Attenzione, qualche parola anche in questo caso. Gio viene calmato dai giocatori della Città di Casteldaccia. E anche dai propri compagni. Come al solito, Palazzo alla battuta. Ha segnato su punizione nel primo tempo. Sono in 4 in barriera. Palazzo, parte la sua battuta, Tinirello, gran parata. Ottima risposta del portiere della Città di Casteldaccia. E allora, calcio d'angolo. C'è Bonanno, anche Gio a ricevere corto, invece si va in mezzo, colpo di testa di Procida. Primo gol in giallo-verde per Stefano Procida, perché questo campo lo conosce molto bene, quello di Marineo. 6-2. Altro grande stacco di testa ad anticipare tutti sul primo palo. Secondo gol di testa consecutivo in partita dopo quello di Famà. Dentro il tempo di recupero, 6-2. Risultato rocambolesco. Invece niente recupero, c'è il triplice fischio dell'arbitro, finisce 6-2 per l'Aspra contro il Città di Casteldaccia. Le reti di D'Amico, ha realizzato una doppietta, in mezzo c'è stato il gol su punizione di Palazzo, 4-0 di Vitrano. Qui si è chiuso il primo tempo, secondo tempo che ha visto un Città di Casteldaccia diverso, con un buonissimo piglio. C'è stata la traversa colpita da Voltaggio, poi ci sono stati i gol di Licastri, avvantaggiato da un grande Maniscalco che è entrato nel secondo tempo, ha cambiato un po' le sorti offensive della squadra di Grimaudo. Poi c'è stato l'1-5 di Gio, entrato dalla panchina. Anche Fama è entrato dalla panchina nella Città di Casteldaccia e ha segnato il secondo gol per i suoi. Alla fine c'è
c'è stato il 6-2 definitivo da parte di Stefano Procida, altro nuovo arrivo tra quelli che hanno giocato in campo questo pomeriggio sia da una parte che dall'altra, e ha segnato così il gol del definitivo 2-6, una partita che ha visto ben 8 gol con entrambe le squadre che si sfideranno nuovamente mercoledì 7 settembre alle 15:30 al Giovanni Aloisio di Misilmeri per la gara di ritorno, in modo da accedere al turno successivo di questa Coppa Italia di promozione siciliana. Città di Casteldaccia che potrebbe ripartire benissimo da quanto prodotto nella ripresa, Aspra che invece ha il vantaggio di questi 4 gol e che tornerà a giocare a Misilmeri dopo la prima parte della scorsa stagione. Noi vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri canali social di Sportisili, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente YouTube, perché ci saranno tanti contenuti multimediali, tanto calcio dilettantistico siciliano e giovanile, e tutto dal comunale di Marineo. Un saluto e un ringraziamento da parte di Salvo Geraci.